Oggi è stato un momento molto importante per la cultura perché è stato siglato il protocollo tra la Regione Veneto e la rete dei luoghi dei Tiepolo con l'associazione ACLI di Milano. Questo protocollo si prefigge di promuovere la cultura che poi sia dei Tiepolo o comunque delle zone che hanno visto le opere dei Tiepolo, quindi anche da un punto di vista turistico, formativo, coinvolgendo le scuole. E questo è il fare cultura che è previsto dalla nostra legge regionale, la numero 17 del 2019. La rete dei luoghi di Tiepolo è un gruppo di soggetti privati e pubblici che si sono riuniti attorno a un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di valorizzare appunto i luoghi che conservano le opere di Tiepolo. L'obiettivo è definire dei progetti culturali e degli itinerari turistici anche al di fuori dei percorsi inflazionati che ci sono oggi nei grandi poli turistici, sia in Italia ma anche all'estero. E abbiamo un obiettivo ambizioso che è quello di candidare la rete a itinerario culturale del Consiglio d'Europa. La genialità dei Tiepolo è stata particolarissima perché c'è stata l'intuizione di fare una rivoluzione artistica dopo periodi cupi e drammatici che caratterizzavano l'arte del Seicento. E qui nel Settecento con il Rococò i Tiepolo hanno dato una svolta sia stilistica ma anche di immagine a quella che era l'autocelebrazione della Serenissima. Colori chiari, cieli infiniti e soprattutto questo desiderio di immagini fortemente simboliche che in qualche modo dovevano colmare il periodo buio che stava attraversando la Serenissima in quell'epoca. I Tiepolo erano la speranza, era un nuovo modo di concepire la storia e per cui sono stati innovativi ad un tempo e tecnicamente hanno riportato in auge questa esperienza straordinaria delle grandi tele e dei grandi affreschi che da tempo non si vedevano nella città. I Tiepolo effettivamente oltre a Venezia operano tantissimo nella terraferma grazie alle committenze da parte anche della borghesia, quindi si sono aperti verso un mercato anche più prolifero. Hanno operato in numerosissime ville venete, molte di queste ancora poco conosciute e tra queste ce ne sono moltissime a Vicenza ma anche a Padova e disparse in tutto il Veneto. Tra quelle di Vicenza si citano Villa Valmarana Enani, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Zileri a Monteviale.